Omicidio a Marano Vicentino, freddato davanti al cortile di casa, colpi di arma da fuoco, un 67enne alla base del folle gesto, una lite tra vicini di casa. Tragedia sul lavoro a Carmignano di Brenta, in una ditta di autotrasporti un camionista di San Vito di Leguzzano nell'Alto Vicentino è morto cadendo dal suo automezzo. Test sugli over 80 vaccinati per capire la loro risposta anticorpale, il nuovo progetto della Regione Veneto per l'autunno anche per programmare un'eventuale terza dose, così il presidente Zaia oggi a Marghera. Il dramma dell'Afghanistan, un appello per salvare la sorella bloccata all'aeroporto di Kabul, lo lancia un ristoratore afghano da tanti anni residente a Venezia. Non ci sono le condizioni per assumere gli ex lavoratori dell'appalto di Grafica Veneta, questa è la decisione dell'azienda di Tre Baseleghe che ha abbandonato il tavolo prefettizio azienda sindacati. Ancora grande caldo in pianura, ma da stasera sono attesi temporali che potrebbero essere anche forti, stato di attenzione su Bellunese e Trevigiano. Tutto esaurito per la settimana di Ferragosto, dalle spiagge alla montagna passando per il Garda, sold out in alberghi, appartamenti e campeggi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: omicidio a Marano Vicentino, freddato davanti al cortile di casa a colpi di fucile, un 67enne alla base del gesto, una lite tra vicini di casa. Ucciso con colpi di arma da fuoco. A segnalare il corpo, riverso a terra sulla strada davanti al cortile della sua abitazione vicino al proprio trattore, stamattina intorno alle 8:30 alcuni abitanti di un vicino gruppo di case che hanno sentito esplodere i colpi. Mario Walter Testolin, 67enne, che si occupava di tinteggiature di cartongesso, ora in pensione, è stato freddato davanti casa in via Molinetta a Marano Vicentino, al confine con Malo. Alla base del folle gesto, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, potrebbe esserci stata una lite tra vicini di casa che avrebbe fatto scatenare la furia omicida culminata in tragedia. Sulla scena del crimine gli uomini del SUEM, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tiene ed i colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo provinciale per dare corso alle indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Vicenza, Augusto Corno. Al vaglio quanti colpi siano stati esplosi contro la vittima e l'arma del delitto, probabilmente un fucile, imbracciato al culmine del litigio. Alla tragedia, che si è consumata in una zona di campagna, non avrebbe assistito nessun testimone. Al momento una persona è stata portata presso la caserma della compagnia dei carabinieri di Tiene per gli accertamenti. E della tragedia è stato subito informato il primo cittadino di Marano Vicentino, che era fuori città ed è rientrato per dare conforto alla famiglia della vittima, esprimendo la vicinanza dell'intera comunità. È successo un atto orribile, sconvolgente, siamo tutti molto scossi e sono chiaramente cose che non vorremmo mai dover affrontare, commentare, però ecco, di fatto c'è che una vita è stata brutalmente stroncata questa mattina e adesso ci sono delle indagini di rilievi in corso e saranno importanti, insomma, per fare almeno, insomma, il massimo della chiarezza su quello che è successo. Di sicuro la comunità è attonita, incredula, perché di certo non siamo abituati a questo tipo di brutale violenza. La comunità e l'amministrazione in questo momento si mette a disposizione, insomma, per recare conforto alle persone, alle famiglie in realtà sconvolte da questa tragedia. E tragedia sul lavoro questa mattina in una ditta di autotrasporti a Carmignano di Brenta. Un camionista di San Vito di Leguzzano nell'Alto Vicentino è morto cadendo dal mezzo sul quale era salito per lavarlo. È morto mentre stava lavando il suo camion. Quasi di certo Sinisa Kosic, 54enne dipendente della Panizzolo Autotrasporti di Carmignano di Brenta, è caduto dall'alto della motrice o dell'autocisterna battendo la testa al suolo. L'hanno trovato così, già senza vita, alcuni colleghi verso le 9:15 e hanno dato l'allarme.
Kosic era nato in Bosnia e Erzegovina e risiedeva a San Vito di Leguzzano, nell'Alto Vicentino. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata dal medico legale Rossella Snenghi, a spiegare cosa possa avere causato la caduta dell'autista, che pare fosse da poco rientrato in sede, nella zona industriale artigianale di Carmignano di Brenta, da una consegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e quelli del nucleo investigativo di Padova, personale del 118 e dello Spisal. Il sostituto procuratore Marco Brusegan ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, ma senza nessun indagato. Test sugli over 80 vaccinati per capire la loro risposta anticorpale. Questo è il nuovo progetto della Regione Veneto in vista dell'autunno, anche per programmare un'eventuale terza dose. Così il presidente della Regione Zaia oggi al punto stampa. Non sto dicendo che è giusto fare la terza dose, sto dicendo vogliamo testare ad esempio gli ultra ottantenni, ed è un lavoro che noi vogliamo fare, ve lo anticipo, a campione, per capire anche l'evoluzione che hanno avuto queste coperture anticorpali. Fermo qui, però si sappia che nel mondo si stanno facendo questi ragionamenti e vedo che in Italia ancora, insomma, forse già Ferragosto pesa, però direi che dopodomani è già autunno. Passato il Ferragosto, la questione per il presidente Zaia è quanto mai urgente, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Israele, dove si registra una recrudescenza del virus tra gli over 65, complice anche l'allentamento delle misure anti-Covid già a inizio primavera. Uno studio dei titoli anticorpali, questo quindi il progetto di Zaia, che permetta di capire come e quando programmare un'eventuale terza dose sui soggetti più anziani. Penso che noi dobbiamo prepararci per l'autunno, ma non pensando che venga giù il diluvio, semplicemente per cercare di gestire questa fase di convivenza nella maniera più opportuna. Spero che a livello nazionale questo sia un tema che si vada ad affrontare. Se il tema per gli over 80 è l'ipotesi terza dose, per i più giovani è quello della vaccinazione tout court, anche in vista del rientro a scuola. Da venerdì scorso in Veneto i ragazzi dai 12 ai 25 anni possono accedere liberamente ai Vax Point. In questi giorni ne hanno approfittato in poco più di 1800, un dato che Zaia comunque rivendica. Di noi chi è che sarebbe andato a vaccinarsi a Ferragosto? Cioè, considerato che il periodo non è proprio dei migliori, 1832 su 13.700 quello che è buono, sono quasi 2.000 ragazzi sono andati in accesso diretto. Altro fronte è quello delle cure domiciliari. Nelle settimane in cui diverse sono le manifestazioni di piazza sul tema anche a nord-est, terapie che spesso il popolo Novax vede come alternativa allo stesso vaccino. Voglio ricordare che tutti i medici del Veneto utilizzano e possono farlo in scienza e coscienza tutti i farmaci autorizzati EMA sul mercato. Cioè non è che debbono strettamente restare legati a un protocollo che dà semplicemente delle linee guida di riferimento. 446.000 positivi, almeno 420.000 curati a casa. L'idrossiclorochina è un esempio, no? Quanto abbiamo sentito dire che era la soluzione a tutti i mali. Io non sono un medico, non ve lo so dire, no? Ma che sia chiaro che in Veneto non è proibito utilizzarla. Strettamente connesso il tema degli operatori sociosanitari Novax con la Regione che aggiorna la contabilità delle sospensioni già attive e conseguenti riorganizzazioni di personale. Siamo attorno alle 100 persone sospese tra tutte le USL del Veneto, eravamo a 90 la settimana, mi sembra inizio settimana scorsa, quindi siamo sicuramente sulle 100 persone sospese. E l'USL 6 ha sospeso anche alcuni medici di medicina generale, quindi alcuni medici di famiglia, dirottando poi gli assistiti sui medici di continuità assistenziale e su altri medici. Ed ora veniamo al dramma che si sta consumando in Afghanistan. Il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, ha espresso la sua preoccupazione. Il nostro pensiero va agli imprenditori veneti presenti in quest'area e mi auguro, scrive, che vengano riportati a casa al più presto. Ci sono molte aziende del Veneto che lavorano in zone pericolose e lo fanno portando innovazione e know-how. Per questo non vanno lasciate sole e imprenditori veneti sono capitani coraggiosi. Per questo
questo il governo deve garantire loro tutela e sicurezza. Come Unioncamere Veneto ha concluso, siamo in costante contatto con la Farnesina con l'obiettivo di assicurare il nostro supporto alle imprese, agli imprenditori e alle loro famiglie. E un appello per salvare la sorella bloccata all'aeroporto di Kabul è lanciato da Ahmed Ahmadi, da tanti anni residente a Venezia con tutta la famiglia. Sentiamo. Quando è stata l'ultima volta che ha sentito sua sorella? Quasi 20 minuti fa, ho tentato anche 10 minuti fa, però non ho avuto risultato. Però sì, siamo in continuazione fra i messaggi di WhatsApp. Per fortuna che funziona ancora quello. In queste ore drammatiche c'è un filo diretto che lega Venezia a Kabul. Ahmed Ahmadi lavora a Venezia, dove vive da 15 anni con tutta la famiglia. Sua sorella Zara, l'unica parente rimasta in Afghanistan, ha raggiunto l'aeroporto poco prima che i talebani occupassero la capitale. Ma ora i talebani sono entrati anche nell'area passeggeri dell'aeroporto. Per Zara il passaggio nell'area militare e l'imbarco su un aereo per l'Italia sarebbe una questione di pochi metri. Mia sorella sì, è un'attivista per i diritti delle donne ed anche un'imprenditrice. E negli ultimi periodi si è esposta anche con la speranza che si può combattere con i talibani, si è esposta, era sempre attiva nelle manifestazioni eccetera e abbiamo paura e lei è impaurita per quanto è coraggiosa della situazione che se la trovino e se la scoprino non sarà una situazione molto, molto felice. Zara non è solo un'attivista, è una giovane imprenditrice che tra pochi giorni avrebbe inaugurato il suo secondo ristorante. Una figura di donna emancipata e indipendente, improvvisamente incompatibile con la società che si prospetta per la sua nazione. Io ho 5 sorelle e lei è stata sempre quella più attiva degli altri, è molto coraggiosa, ha già la sua scelta di voler rimanere lì e lottare nel paese più maschilista del mondo, significa questo. E io spero che arrivi qua, anche perché può essere una soluzione, è una grande soluzione lavorativa anche per me. Ahmed è il fondatore della catena di ristoranti Orient Experience, nata a Venezia da rifugiati politici e richiedenti asilo. A Venezia Zara ritroverebbe tutta la famiglia e un posto di lavoro. È una donna coraggiosa, una donna che si è messa in gioco, che non ha avuto paura di rischiare, di accettare sfide difficilissime, di rimanere nella sua città per aiutare il suo paese. Ma ora è lei che ha bisogno di aiuto e basterebbe pochissimo. La Farnesina, tipo l'ambasciatore italiano, sa già della situazione. Spero che solo che manca l'ultimo passaggio, perché la parte militare è circondata dagli americani e che si avvicina e sparano. E per Zara Ahmadi si sta mobilitando anche la politica. Sentiamo. In queste ore siamo in tanti impegnati per cercare di aiutare Zara a salire in aereo a Kabul. L'aeroporto di Kabul in queste ore è davvero il caos, preso d'assalto da migliaia di persone, ma grazie all'aiuto della Farnesina, del Ministero della Difesa, stiamo cercando di raggiungere Zara e per portarla a Venezia dalla sua famiglia. Il parlamentare veneziano Nicola Pellicani è tra coloro che si sono attivati in queste ore concitate per salvare Zara Ahmadi, la giovane imprenditrice afghana rimasta bloccata all'aeroporto di Kabul nel tentativo di ricongiungersi con tutta la sua famiglia che abita a Venezia. La storia di Zara è emblematica della storia di tante donne afghane impegnate nella difesa dei diritti civili, in particolare i diritti delle donne. Zara ha sfidato il regime talebano, ha sfidato con la sua attività di imprenditrice, con la sua esperienza, e poi da ultimo con le interviste che l'hanno messa davvero in difficoltà e adesso è terrorizzata e dobbiamo aiutarla a venire a Venezia a raggiungere la sua famiglia. La drammatica situazione di Zara è seguita anche dalla regione ed è stata oggetto di una telefonata tra il presidente Zaia e il ministro degli esteri. Ho proprio sentito stamattina il ministro Di Maio, perché ci stiamo interessando anche del caso della signora afghana e dei familiari che sono tutti qui, insomma li avete riportati sui giornali. Mi diceva stamattina che loro stanno facendo dei corridoi umanitari per, ovviamente censendo le persone, facendo voli rispetto a questi casi, a casi di ricongiungimenti familiari o altro.
Il mondo dello sport in lutto per l'improvvisa scomparsa del triatleta Maurizio Casagrande, morto ieri mattina in un incidente a Tambre, in Alpago. Scendeva con la sua bici da corsa lungo la provinciale che da Val de Noguer conduce a Tambre, quando per cause ancora da chiarire si è trovato di fronte ad una Fiat Punto che non è riuscito ad evitare. L'impatto violento è stato fatale per Maurizio Casagrande, noto triatleta 44enne di Vittorio Veneto. I soccorsi, pur tempestivi, sono risultati vani. Il decesso dell'uomo è stato dichiarato sul posto e la salma, dopo il nulla osta della magistratura, è stata ricomposta e consegnata al carro funebre. I carabinieri di Alpago hanno eseguito i rilievi di legge che saranno utili a definire la dinamica del terribile incidente. Sportivo molto conosciuto nella Marca, ma anche a Pordenone, città della società Reaction, per la quale gareggiava e della quale era componente del consiglio direttivo. Di professione piastrellista, Maurizio Casagrande aveva una grandissima passione per lo sport, il triathlon in particolare. In sua memoria stanno organizzando una raccolta fondi gli amici del gruppo La Fenice che con lui si allenavano in bici. L'avevano salutato anche ieri mattina a Fregona mentre affrontava quel giro verso l'Alpago che tante volte aveva fatto, anche alzandosi all'alba pur di coltivare la sua passione sportiva. Sulla pagina Facebook della Reaction Triathlon un post lo ricorda con affetto. Da oggi sarà tutto più difficile. Questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore, quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo triathlon. Maurizio Casagrande lascia i genitori, la sorella e l'amato nipote. La famiglia, in un grande gesto d'amore, ha deciso di donare gli organi. Rapina in pieno giorno a Ferragosto, a Grisignano di Zocco, ai danni di una sala slot. Grisignano di Zocco. 2.000 euro è il bottino che un rapinatore è riuscito a strappare alle casse della sala slot La Dea Bendata di via Mazzini, aperta anche a Ferragosto. I fatti si sono svolti in pochi minuti, poco dopo le 14:30 di ieri. Un rapinatore solitario, travisato in volto, con cappellino ed occhiali, brandendo un coltello, è entrato con decisione nel locale, puntando direttamente alla zona casse. Qui ha minacciato una giovane dipendente cinese, intimando di consegnargli quanto depositato in quel momento. Una volta arraffato il contante, il malvivente è fuggito rapidamente a piedi. Su di lui sono scattate le indagini dei carabinieri, immediatamente allertati e giunti sul posto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini della fulminea rapina, che è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale. Non ci sono le condizioni per assumere gli ex lavoratori d'appalto di Grafica Veneta. Questa è la decisione della tipografia di Trebaseleghe, che ha abbandonato il tavolo prefettizio tra azienda e sindacati. Qui invece ci viene chiesto un'assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori, non è una condizione che può essere percorsa purtroppo. Tra le altre cose, dei 24 persone che sono state indicate come rappresentate da ADL Cobas e dalla CGL, 5 non hanno neppure il badge, per cui sono assolutamente sconosciute da Grafica Veneta. Probabilmente si sono infilati dentro perché quando i cavalli sono stanchi tutti quanti tendono ad assaltare la dirigente. Di quei 19 che rimangono ce n'è uno che ha lavorato 7 ore per Grafica Veneta, uno che ha lavorato 9 ore per Grafica Veneta e uno che ha lavorato 17 ore. Non lo sto dicendo al mese, al giorno, sto dicendo complessivamente. E rispetto a questo dobbiamo essere seri, non è che si può pensare, no? Grafica Veneta lascia il tavolo prefettizio azienda-sindacati sui lavoratori della BM Service, la cooperativa che lavorava per conto della tipografia di Trebaseleghe. A incidere su questa decisione la pregiudiziale posta dai sindacati di assumere a tempo indeterminato i 24 ex dipendenti della cooperativa. Nessuno di loro verrà assunto. Noi in questo momento siamo impegnati a pensare alle 370 famiglie che sono di Grafica Veneta, rispetto alle quali chiaramente noi dobbiamo dare prospettive di futuro e di futuro solido. Per cui in questo momento, se pregiudiziale è l'assunzione di questi lavoratori, purtroppo quella pregiudiziale non consente di poter continuare nei lavoratori.
ADL, Cobas e CGIL hanno definito inaccettabili le parole del legale dell'azienda e annunciato che i lavoratori continueranno a protestare con varie iniziative. Intanto i dipendenti della BM Service questo mese riceveranno lo stipendio di luglio. Lo ha comunicato ai sindacati il curatore incaricato dal Tribunale alla gestione dell'azienda finita sotto inchiesta. Dopo il caldo record degli ultimi giorni, le previsioni meteo per le prossime ore indicano una fase di instabilità in arrivo con rovesci e temporali. I fenomeni più intensi sono attesi sul Bellunese in provincia di Treviso, dove non si escludono temporali localmente intensi con consistenti rovesci, grandinati e forti raffiche di vento. L'esaurimento dei fenomeni si prevede nel corso della notte. L'avviso di criticità idrogeologica pubblicato dal Centro della Protezione Civile del Veneto sarà valido fino alle 3 di questa notte. Stato di attenzione, allerta gialla per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale del Veneto. Ed ora il turismo, una settimana di Ferragosto da sold out in tutta la regione, dal mare ai monti passando per il lago di Garda, campeggi in overbooking a Cavallino Treporti. A Cavallino Treporti, sul fronte del turismo, si registra il tutto esaurito. Le presenze sono decisamente aumentate nelle settimane centrali di agosto. Nei campeggi sono accolte oltre 60.000 persone. Numerose sono le richieste alle quali non si riesce a rispondere. Siamo arrivati a fine luglio con quasi l'80% delle presenze registrate in tutti i campeggi di Cavallino Treporti. Siamo oggi al 100%, dove sicuramente si registra il tutto esaurito, anzi con numerose richieste alle quali non si riesce a rispondere. Il turismo in plein air riparte a gonfie vele. Gli operatori del settore sperano che questo trend possa consolidarsi anche per fine agosto con un 80% di presenza nelle strutture. Le nuove disposizioni degli stati esteri sui tamponi non hanno scoraggiato gli ospiti dal prenotare le proprie vacanze sul territorio, grazie anche all'ottima collaborazione tra le strutture ricettive, l'ASL 4 e l'amministrazione comunale, riuscite ad adeguarsi alle richieste per chi deve rientrare in patria con un test negativo in tempi rapidi. Abbiamo fatto un buon mese di luglio e adesso un ottimo mese di agosto. Abbiamo il riconoscimento del lavoro fatto sia dalle autorità, da tutte, sia anche dai nostri operatori. Quindi la nostra soddisfazione è quella che abbiamo la prova che il lavorare in maniera seria produce degli effetti buoni e in questo caso direi ottimi. Io penso che dall'anno scorso le persone cercano sicurezza, tranquillità e il nostro territorio la può sicuramente garantire, perché a fianco a una vacanza balneare fatta di spiaggia, ombrelloni, mare, si affianca un territorio che ha caratteristiche eccezionali, quindi si può prendere la bicicletta e visitare un entroterra fatto di paesaggi agricoli, lagunari, ricco di spunti e di emozioni che creeranno nei nostri ospiti, come al solito, degli splendidi ricordi e delle vacanze rilassanti. E boom di presenze turistiche anche in montagna, sulle Dolomiti, prese d'assalto da vacanzieri in fuga dall'AFA della pianura. Siamo soddisfatti. Certo che la settimana centrale di Ferragosto per noi è proprio il clou della stagione, quindi ci speravamo. Montagna presa d'assalto dai vacanzieri, anche quelli del Mordi e Fuggi ferragostano. Lunghi serpentoni d'auto hanno caratterizzato la viabilità della vigilia della giornata clou dell'estate, che per le Dolomiti ha riservato grandi soddisfazioni. L'obiettivo che la montagna deve porsi è quello di destagionalizzare, di allargare la forbice, di modo che possa garantire appunto alla montagna attività che hanno una tenuta tutto l'anno e quindi occupazione, perché per noi conta poi quella, e poi soprattutto anche nuovi residenti, perché la montagna non può vivere solo col turismo. In Alto Agordino, a Rocca Pietro in modo particolare, il territorio mostra ancora le ferite provocate dalla tempesta Vaia. I turisti però possono venire a vedere quanto e come ci si è mossi, io credo anche in maniera piuttosto significativa, con tantissimi cantieri che non stanno disturbando, io credo, più di tanto il turista, perché abbiamo un territorio molto ampio a livello di chilometri quadrati
quindi ci si può muovere abbastanza agevolmente. La pandemia ha messo a dura prova le attività ricettive dai rifugi agli alberghi, anche a causa delle norme anti-Covid che hanno modificato i flussi turistici. Mancano flussi turistici stranieri e ne sentiamo la mancanza non tanto in questi giorni di Ferragosto, dove la nostra clientela è prettamente italiana, ma proprio prima e dopo agosto, che sono per noi mesi classici di frequentazione straniera. Quindi fin tanto che questi flussi non saranno ripristinati avremo comunque una sofferenza di base. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Un'occhiata come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore sul Veneto. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone africano in declino. Il gran caldo dei giorni scorsi è al capolinea per l'ingresso di correnti più miti provenienti da nord-ovest. Martedì 17 agosto tempo stabile, ma come detto con valori termici in diminuzione. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e soleggiato con qualche locale annuvolamento e nubi alte in transito, specie nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, venti in pianura moderati da nord-est con rinforzi di bora sulle coste e sulle zone orientali. Temperature più miti, minime tra 13 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stesso scenario, bel tempo con tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, perché qui sarà possibile qualche residuo piovasco al mattino sui settori alpini di confine, tanto sole invece altrove. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.